Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui perché questo nostro non è neanche un lavoro, perché è proprio un piacere di trovarci. Noi lo stiamo organizzando in vari luoghi del Friuli, io poi l'ho fatto già da 40 anni a questa parte perché è stata una mia passione fin da ragazzino proprio. I tempi purtroppo sono cambiati in modo rapidissimo e quello che fino a 50-60 anni fa era molto semplice perché ci si trovava nelle stalle, nei cortili, si parlava sempre tutti insieme, c'erano gli anziani di quella volta che raccontavano le storie, io me li ricordo. Oggi purtroppo è molto difficile, è tutto più complicato, a parte il Covid, ma c'è la televisione, c'è una certa riservatezza, c'è un modo di vivere che è comunque molto più ritirato e quindi questi momenti comunitari purtroppo non sono facili da creare. Quindi mettere insieme un po' di testimonianze può essere anche uno stimolo, magari in futuro, per riprendere questi momenti, anche per condividerli di nuovo, perché io credo che siano molto, molto formativi, molto importanti anche soprattutto per i giovani e per i ragazzi. Ecco, c'è tutto un mondo che cerchiamo un po' di riassumere in alcune testimonianze, in alcuni flash, in alcune fotografie che vorremmo fare. Dunque, io ho vissuto a Resia fino all'età di 10 anni e mezzo più o meno, dopo ci siamo spostati a Trieste. Mio padre non è di Resia, è di Farra di Sonzo e quindi io ho passato anche un anno intero a Farra e vi posso raccontare due diversi modi di... Allora, quando c'erano i temporali a Resia, mia mamma, mi ricordo, staccava l'interruttore della luce, una visione tutta sua di quello che era la corrente elettrica, un pericolo. E quindi staccava la corrente, ci mandava tutti in una camera, quella che aveva più spazio per noi per farci giocare, quindi meno mobili, ce n'era una, con il legno per terra, tirava giù le saracinesche, cioè proprio lasciamo fuori i tuoni, i lampi e tutto quanto, ci accendeva la candela e ci lasciava giocare. Noi dovevamo stare lì finché non finiva il temporale. Ed erano dei momenti dove noi giocavamo, mi ricordo, non so, Monopoli, che era uno dei giochi appena usciti, oppure, che ne so, il gioco dell'oca, queste cose che si faceva in casa da piccoli. E era un bel momento per noi fratelli, noi non abbiamo, siamo in 4, non abbiamo molti anni di differenza l'uno dall'altro, però comunque insomma non è che fossimo sempre tutti compatti, diciamo. In quell'occasione eravamo tutti compatti ed ho questo bel ricordo del temporale che non mi ha mai lasciato paura, ma mi ha sempre fatto rivivere un momento così di gioco con i miei fratelli. Se invece penso ai temporali a Farra di Sonzo, è un altro discorso, perché là, per esempio, io ero sola, non avevo i miei fratelli, mia mamma ogni tanto ci mandava dai parenti quando eravamo in 4, per cui di qua e di là eravamo un po' sempre in giro. E vicino alla casa dei miei zii, stavo da zii di mio padre, dunque gente di una certa età. Loro non c'erano bambini, però c'era una famiglia di contadini, proprio i classici contadini con le mucche, i campi, quelli che mi hanno portato a vendermi all'uva, quelli che io ho assistito alle castrazioni dei maiali, allo sgozzamento del maiale, c'ero piccola, ma per loro era una cosa normale, insomma, no? Quando lavoravano il maiale, tutta da trafilare, so benissimo, me la ricordo tutta. Quando pioveva, dunque loro cenavano molto presto perché tornavano dai campi, la nonna aveva preparato la minestra, si mangiava. Andavamo tutti su e loro mi invitavano perché loro avevano dei figli che erano un pochino più grandi di me. Andavamo tutti su in soffitta, in solaio, sempre con la candela perché non c'era la luce, non perché la attaccassero. E gli uomini, era inverno probabilmente, sgranavano le pannocchie con quella specie di strumento di ferro. E noi giocavamo lì in mezzo a loro, le donne lavoravano a maglia e tutte le donne della famiglia e ci raccontavano le storie. Per cui per noi era sempre un momento magico. Ecco. Mentre qua di Resia mi ricordo due storie, quella che mi raccontava mia mamma, una e una che mi raccontava mia nonna per terrorizzarci, mia nonna era specialista nel terrorizzarci. Là probabilmente erano più che altro racconti di vita così che potevano, so che queste donne lavoravano a maglia, raccontavano e noi stavamo lì ad ascoltare.
e a passare questo momento, insomma. Ci vuole raccontare queste due storie che si ricorda della nonna o lo facciamo? Beh, una è quella dello sbaianci, dell'oc, delle salsicce, insomma no, raccontargliela per filo e per segno gliela racconterà la Luigia. E l'altra invece me la ricordo un po' meglio, perché è quella che mi raccontava mia nonna, che appunto che quando andiamo a Carnizza, se siamo stati cattivi, ci aspetta la zia Cessa, che mangia tanti mirtilli, c'ha sempre il sedere sporco di nero, e noi, se siamo stati cattivi, dobbiamo baciarglielo per poter passare, per cui nessuno voleva andare a Carnizza. Io mi ricordo la prima volta che sono stata a Carnizza, avevo 10 anni, mi sembrava un'impresa perché non avevo trovato la zia Cessa, insomma. Io non sono di Resia, sono cortigianiera, sono nata a Varenna, centro lago di Como, e sono venuta a Resia con il terremoto del 76. La prima volta era il 14 giugno del 76, perché lavoravo come un ingegnere e con i giornali di Como abbiamo costruito 30 alloggi al villaggio Lario. Nel periodo che ero qua ho conosciuto mio marito e non sono più tornata indietro. A Natale sono andata a casa a dire che io non tornavo indietro. I miei mi hanno detto che ero matta, che qui non era il posto per stare, però io da allora non sono più tornata a casa. Cioè, ritengo essere matta a tornare giù, preferisco stare qua. Quello che mi fa a vivere ancora di più la vita qui a Resia è stato quando, tramite la parrocchia, io ho cominciato a mettere in computer tutti i registri parrocchiali, battesimi e morti, i primi che sono riuscita a mettere in computer. E la parrocchia una volta aveva i registri per tutta la valle. Solo dopo all'inizio del 1900 la parrocchia di Oseaco e Stolbizza hanno avuto registri a sé stanti, se no dal 1700, che è il primo registro, fino al 1900 i registri erano tutti in parrocchia. Perciò ho messo in computer 200 anni di storia di Resia e da lì riesci a capire come viveva la Resia, come si viveva qui. Che tutto sommato facevano fatica, perché hanno fatto tante fatiche, però vivevano anche nel leggere le note che ci sono su questi registri, ti rendi conto che vivevano anche contenti. Ecco, cioè c'era i bambini morivano presto, cioè c'erano tante famiglie molto numerose, però c'erano tanti bambini che morivano presto, però tutto sommato la loro vita era una vita cadenzata da tante cose, e questo lo si nota leggendo proprio le note, specialmente oltre che nel momento della nascita, ad esempio, che non sempre i bambini venivano battezzati, perché venivano battezzati o il giorno stesso del battesimo o il giorno dopo. E anche venivano da Lucea, li portavano qui il giorno stesso o il giorno dopo, perciò non era una cosa semplice per essere battezzati. Allora tante volte, se c'era qualche pericolo, c'erano delle persone che erano autorizzate a battezzare i bambini in casa, non veniva il prete, erano delle persone nelle varie frazioni autorizzate a battezzare i bambini. C'erano delle note particolari, mi ricordo una volta uno che il prete ha detto: ma questo battesimo non sono sicuro che fosse valido, perché l'acqua era un po' rossa, non era proprio tutta acqua. Allora ha rifatto il battesimo perché aveva quel dubbio. Cioè, queste note si legge un po' come si viveva qua, e questo mi ha fatto entrare dentro nel mondo di come si viveva a Resia. Mi ricollego allora ai temporali di un tempo, poco da dire, a dire il vero. Comunque sì, in genere quando succedeva che pioveva oppure c'era un vento forte o grandine, e la cosa che si faceva, penso non solo qui in valle ma anche in altre zone, era quella di prendere l'acqua benedetta e di benedire esternamente, no? Se si poteva, con 3 segni di croce. Ecco. Preghiere particolari so per tradizione, ecco, per i tuoni, per i fulmini c'è una preghiera dedicata a Santa Barbara. Si usava poi, mi ricordo da bambina, l'avevamo anche noi allo stavolo, appeso sulla porta di casa, della casetta dove c'era il fuoco, ecco, un sasso col buco. Questo da tradizione, ecco, si pensava che questo oggetto aiutasse la casa, proteggesse la casa contro
i fulmini. Un sasso trovato già col buco? Sì, un sasso trovato già col buco, assolutamente non fatto. Sì. Non so se è conosciuto in altre realtà, se avete trovato questo in no, altre questo realtà. no. Ma penso che è stato spiegato che se il sasso ha il buco vuol dire che è stato già colpito da un fulmine e il fulmine non avrebbe ricolpito la casa, per quello veniva appeso il sasso fuori dalla casa. Interessante. Non si piantava niente quando arrivava il temporale, tipo la forca o il falcino. Veniva usata l'accetta messa al contrario, cioè con la lama verso l'alto. Conosce questa? Sì, Questa è conosciuta. Allora si usava la falce, l'accetta, le forche, si piantavano le forche con i denti, con i rebbi verso l'alto, perché in questo modo le streghe che cavalcavano il temporale si prendevano le punture sul sedere e quindi dovevano scappare via, il temporale non arrivava. Questo è una cosa che stiamo riscontrando un po' dappertutto, quindi anche qui da voi. Un'altra cosa, so che a San Giorgio quando ci sono temporali molto forti fanno suonare le campane a distesa per rompere l'aria. Ecco, questo capita spesso. Per rompere l'aria è perché le streghe non sopportano il suono delle campane, quindi devono scappare via, e scappando via loro scappa via anche il temporale, quindi anche questa è una costante. Sì. Molto interessante questa. Sì. Io so una di queste storie, ero molto piccola però mia mamma me l'ha raccontata, mia mamma ha poi anche cercato di mettere per iscritto un po' tutte le storie che lei si ricordava e quelle che le raccontavano, storie di personaggi particolari, eccetera. Ma questa cosa qua l'abbiamo vissuta personalmente perché siamo andati un'estate, io avevo 2 anni, mio fratello più grande 4 anni e mezzo, e siamo andati con degli amici della mamma in uno stavolo su Arushkis, sopra San Giorgio. Loro avevano questo stavolo, quindi siamo partiti le 2 coppie di amici con la nonna e noi 4 figli, 2 e 2. Gli uomini poi lunedì sono venuti a lavorare e siamo rimasti qui con la nonna. Noi eravamo piccoli e vedevamo la nonna che tutti i giorni dava un po' di sale alla capra, perché la capra è ghiotta e poi beve molto e fa molto latte. E abbiamo capito dove era il pacchetto del sale. Un giorno abbiamo rubato il pacchetto del sale e gliel'abbiamo dato tutto, noi bambini, tutto il pacchetto del sale. Non so se era stato uno dei primi giorni della settimana, fra l'altro. Quindi sale non ce n'era più, appena un po' di sale fino e le nostre madri salavano solo il cibo della nonna che non si accorgesse. La capra ovviamente il giorno dopo era morta perché aveva sete, non aveva acqua abbastanza, nello stavolo difficilmente c'era l'acqua in casa, si andava a prendere l'acqua alla fontana, perlomeno a Rushkis era così, c'era una sorgente non molto lontano e loro andavano con i secchi a prendere l'acqua. Quindi sta capra stava male, la nonna la chiude nella stalla, stava male, il giorno dopo stava male, sempre più male, si è chiusa dentro con l'acqua santa, eccetera, eccetera, benedetta, ha detto le sue parole magiche, quelle che sapeva lei, dopodiché ha aperto la porta della stalla e Resiamo gli ha detto vai adesso, se devi tornare torna, se no vai a morire dove vuoi. La capra è uscita, si è trascinata fino alla sorgente, ha bevuto tutta l'acqua che le serviva e quindi è tornata a casa e la nonna diceva che il Signore l'ha granziata, che la sua benedizione ha funzionato. Il sabato gli uomini hanno portato altro sale e tutto il tran tran familiare è tornato come prima. Chiaramente noi non ci siamo più avvicinati al sale. E sì, questo per dire che comunque queste usanze di benedire gli animali c'erano anche qua. Io so che nei racconti della maestra Dorina ogni tanto ci sono queste notizie. Poi ad esempio sia lei che sua sorella conoscevano bene le erbe, andavano a raccogliere erbe, cose di questo genere. Infatti lei so che conosceva le erbe perché aveva il libro della maga, la cosiddetta maga, che ha costruito la cappellina che c'è a Selazagata. Ecco, e da era un erborista che quella volta, mio marito se la ricorda, perché ha detto che una volta che era bambino lui ha sofferto tanto di ulcera
e la mamma l'aveva portato da questa maga che aveva paura di entrare perché è un ambiente un po' scuro, la signora era una persona grande, un po' vecchia così, e sempre vestita di scuro e tutto, ma gli aveva dato questo decotto e il bambino poi è stato bene, ecco, lo so perché me l'ha raccontato mio marito questo fatto. Ecco, però la maestra, so che loro andavano spesso, sia lei che sua sorella andavano spesso a raccogliere le erbe, le conoscevano bene. Ecco. Anche in particolari notti come la notte di San Giovanni? Sì, infatti, il fatto di fare il nocino raccogliendo le noci alla vigilia di San Giovanni e poi con quello fare il liquore. Ad esempio, io adesso non vi so raccontare bene, ma anche la storia quando fanno i fuochi di San Giovanni per lanciare le cidule, quelle cose lì. Qui si fanno le cidule? Sì. Ma qua non era per San Pietro e Paolo la festa? Sia San Giovanni che San Pietro e Paolo. Perché io mi ricordo per San Pietro e Paolo che facevamo Ma la gara fra iniziava, paesi. no, però si è iniziato la prima volta faceva per San Giovanni e poi anche per San Pietro e Paolo. C'è spesso una sovrapposizione fra San Pietro e Paolo e la notte di San Giovanni. Anche la nave viene fatta sia in una notte che nell'altra. Qui si faceva la nave con il lume. Con l'uovo? Con l'uovo, sì. Mi sembra sì che faceva una cosa del genere. Sì. Il burro, sì, il burro veniva messo alla notte. Come si ecco, faceva no? col burro? Questo non lo so. Si metteva la notte, diciamo, non doveva stare sotto il tetto della casa, ma su un muretto, doveva prendere la rugiada della notte, poi quel burro poteva servire come unguento per malattie sia per le persone che per gli animali. Interessante, questo non lo conoscevo. A proposito della maga, io volevo dire mia sorella, io ho una sorella più piccola, mia sorella più piccola ha la sindrome di Down e lei non camminava fino a 3 anni perché non riusciva a stare su dritta. Mia mamma un giorno si è decisa ad andare dalla maga. Devo premettere che tutti avevamo un po' paura della maga, cioè era la maga, ma la maga in tutti i sensi, cioè quella che ti fa male anche la maga, no? Per cui mia mamma si è fatta accompagnare da Tony, mi ricordo, è andata giù e ha spiegato a questa maga che è appunto questa bambina, non credo che abbia fatto mia sorella, e la maga le ha dato una bottiglia con una cosa alcolica dentro, probabilmente uno alcol o qualche erba, per massaggiarla 2 o 3 volte al giorno e poi una specie di unguento fatto con midollo di animale ed altre erbe, anche questo da metterglielo solo sulla colonna vertebrale. E mia sorella dopo nell'arco di un paio di mesi ha cominciato a camminare, a stare su, a camminare, per cui era una vera proprio. Non conosceva solo le erbe, ma cioè proprio anche altre componenti, diciamo, perché il midollo di un animale non è un'erba. E so che tutti andavamo da lei, cioè tutti qua nel paese, tutti la consultavano, lei aveva sto librone scritto in tedesco, perché lei si chiamava Schmidt, il cognome era... E sì, stava in questa casa, diciamo, insomma, era molto rispettata e temuta soprattutto. Allora, il periodo prima del terremoto, io dico sempre, ho questo ricordo, forse perché mio padre mi è mancato da piccola, non lo so, ma ho questo bellissimo ricordo del papà che raccontava le favole. Se lei mi chiede, dimmi una favola, io non me ne ricordo neanche, ma so che noi abitavamo in una casa composta da un'unica grande stanza, piano terra, il gabinetto come in tantissimi altri posti era all'esterno e poi sopra c'era un'unica camera e sopra ancora c'era la soffitta. Entrando, se noi dovessimo guardare da questa parte la porta, a destra c'era la macchina da cucire di mia mamma, c'era la Muse, la panca, e tam Muse hanno scoperto tra lo spoler e c'era un piccolo spazio, insomma, e io ho questo ricordo bellissimo, cioè di come venivo coccolata dai racconti di mio papà su questa bellissima Muse.
E quindi è un ricordo per me molto importante, perché è un ricordo molto felice, sebbene, come ho detto prima, non ne ricordo nemmeno una. Ciò che invece dopo è successo dopo del terremoto, noi eravamo al Lario, mia mamma lavorava lontano da casa, veniva soltanto il sabato sera, ripartendo il lunedì mattina. Ho vissuto con la mia prozia e ricordo che c'era la prozia, c'era questa abitudine di trovarsi fra le persone, no? Quindi lì della prozia, oppure noi in altre case. Ma lì dalla prozia magari veniva la nonna, poi veniva quella, veniva quell'altra. Ecco, io ho dei ricordi un po' brutti di quel periodo. Brutti in che senso? Raccontavano sempre le storie dei morti. Questi benedetti morti che apparivano, soprattutto quando loro erano più piccoli, perché in quel periodo lì non si vedevano più morti in giro. Ma questi fantasmi, e poi c'era un fatto che mia zia raccontava molto bene, secondo me aveva il dono del narrare, no? E quindi tu ti prendevi in quello che lei, cioè io ero affascinata da questi suoni. Ecco, c'era un sentimento proprio contrastante, cioè c'era il fascino di sentire, di far parte di questo focolare di donne, e il terrore dopo che mi lasciavano queste storie, ed erano sempre storie che non erano storie, a detta loro, non erano favole, ma erano eventi vissuti da persone che avevano visto quello lì, che avevano visto quell'altro, che ne avevano visti tre. E cosa bisognava fare? Perché potevano essere anche delle persone che tu hai conosciuto magari in vita, ma magari era, non so se trasformata, comunque non era magari una presenza benevola, e tu dovevi benedire questa cosa e dire Padre nostro, adesso non mi ricordo più, vede il terrore è entrato dentro, e quindi tu dovevi farti il segno della croce e dire il segno della croce, e mi dicevano, ma non ricordo bene, dovevi dire una frase per fare in modo che questo fantasma scomparisse. Avendo vissuto prima del terremoto, noi d'estate andavamo sempre all'alpeggio e mi ricordo due fatti, uno ricollegarsi al fulmini, che quando c'erano questi fulmini qua, siccome l'alpeggio era sopra Oseaco, c'era sì il bosco tendenzialmente fagio, ma c'era anche il pino, gli abeti, i larici, tendenzialmente dove i fulmini si scaricano, no? E di solito i temporali estivi sono anche molto violenti, no? Quando si vedeva, specialmente venendo da Rustis, tutto questo giallo, bianco, no? Si presumeva anche che venisse da grandine, no? E allora si prendeva l'accetta, no? Vicino a un sasso, bisognava metterla con la lama verso l'alto, perché se cadeva il chicco di grandine e lì la spaccava, si fermava. E facciamo così. Un'altra cosa che mi ricordo è che chiaramente in montagna erano una o due famiglie, cioè era sempre il solito amichetto, e sempre lui, di solito in estate, nel periodo della scuola messa, veniva gente a trovare, ma eravamo sempre soli, no? E c'era l'usanza di dire che, guarda, che quando si faceva il fuoco, non avevamo il focolare, non avevamo la stufa, no? Si faceva fuoco, si metteva sulla pignata per farla mangiare oppure fare il formaggio, se le scintille del fuoco si attaccavano alla pignata, alla padella, vuol dire che arrivava qualcuno, e anche il rumore del fuoco era un po' particolare, era come una previsione che stava arrivando qualcuno. Allora c'erano quelle giornate che noiose, poi allora mettavamo fuoco, ecco, per vedere se si attaccavano queste, ecco, se arrivava qualcuno, ma qualche volta, devo dire la verità, qualcuno veniva. Mi riallaccio alle paure. Allora sì, quando suonava l'Ave Maria alle 9 di sera, tornare in casa. Perché mia mamma diceva, non mia mamma, tutti, che dalle 9 di sera alle 6 del mattino potevano girare solo i morti, i vivi non potevano girare, i bambini tantomeno, perché sennò si incontravano bare, morti e tutte queste cose qua. Certamente noi avevamo paura, no? E chiaramente c'erano questi signori che raccontavano anche di aneddoti, sai, quello era andato di là, ha trovato quel morto, sulla sua strada ha trovato una bara, gli tiravano sassi,
squarci di luce, tutte queste robe qui, no? Se no, noi stavamo a ascoltare, un po' anche spaventati, chiaramente i bambini. Io avevo uno zio invece che era un cacciatore. Quella volta lì i cacciatori non erano come adesso, erano pochi, no? Anche perché pochi potevano permettersi il fucile. E mia madre che mi diceva sempre, era un tipo che lui partiva alle 1, alle 2 di notte e girava. Allora un giorno gli ho detto, ma senti zio, si sente che hanno trovato quei morti, quella bara per strada, tiravano sassi, si vedevano fulmini, anche cielo sereno, si vedevano scheletri, ma tu hai visto qualcosa? Invece mi è girato. Dice, io non ho mai visto niente. Ma ho detto perché? Non sarà mica, l'alimentazione era uguale a tutti, qualcuno c'è la miseria, magari vedeva doppio o magari debolezza, no? Non dici, ti racconto io questi fatti qui, perché? E credo che abbia anche una logica. Nel periodo estivo i paesi si svuotavano, andavano tutti all'alpeggio. Tutti piccoli, vecchi, anziani e anche le ragazze. E chiaramente i ragazzi andavano a trovare queste ragazze qui. E le ragazze più belle avevano tanti pretendenti, no? E c'era tanta concorrenza, no? Allora il più coraggioso cosa faceva? Inventava queste storie qua. Diceva, guarda che io sono stato lì e per andare a Russi, quando sono arrivato lì, sai che dove c'è quel pino, quello cielo lì, mi è capitato di vedere una bara. Chiaramente gli altri si spaventavano e non, ecco, gli lasciavano la disponibilità. Ecco, credo che siano anche dicerie, ma che abbiano un motivo, una ragione di essere. Ecco, insomma, ecco, tutte queste, non so dopo se veramente qualcuno vedeva, però lui mi diceva, guarda che i tre quarti, che poi erano di solito i ragazzi, gli uomini che dicevano queste, le donne stavano in casa, non è che vedessero, ecco, girassero per il paese o per le montagne di notte, erano gli uomini. No? Però una delle ragioni che mi aveva dato questo mio zio, guarda che per avere meno concorrenti, ecco, si inventavano queste cose qui e probabilmente la cosa anche funzionava. Ad esempio, vabbè, sempre non so, anche lì mio zio era credibile, non era credibile, ecco, sempre di questa signora qui che lui vedeva, mio zio Ippolito, non so se lo conosco. Ecco. Sì, perché siamo di Oseaco, forse la fazione Oseaco era quella che vedeva i fantasmi. Sì, San Giorgio no, avevano la maga che proteggeva. Poi era maga, ma non era una maga questa qui, era una che aveva queste conoscenze di erbe, le trattava, e chiaramente per noi probabilmente era una novità il fatto che una che ti prendesse l'erba, che la cuocesse spessa e te la desse, chiaramente era vista come maga, però. Il discorso del sasso, se l'avevamo anche noi in montagna, avevamo anche il ferro di cavallo, ecco. Un ferro di cavallo messo come? No, in giù. Ah, ecco, quelle in punte giù. in giù. Quelle punte in giù. È strano perché a Reggio cavalli, mai visti, insomma, non so, è la diceria, poi non so, è la sera. Che tempo fa domani? Guardate cosa fa il gatto, se il gatto si pulisce. Ah sì? Beh, ma io la so anch'io, adesso non so se è vero. Infatti io guardo le mie due gatte, sì, io fa appunto che Sarà vera, ecco. Sì. Bene, direi che per adesso possiamo anche fermarci.